L'arrivo in città della presidente Sonia Giordano è stato propedeutico per sbloccare alcune trattative in corso con alcuni calciatori che andranno a comporre la rosa messa a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano. E dopo la riconferma di Giovanni Biondo e Rosario Licata, in questi ultimi giorni hanno sottoscritto il proprio impegno stagionale con la compagine dei Templi il forte difensore centrale di origini palermitane Andrea Punzi, classe 97, proveniente dal Palazzolo e cresciuto nella cantera rosanero della Primavera del Palermo. Inoltre è arrivato anche l'esperto centrocampista Andrea D'Amico, classe 89, anch'egli proveniente dal Palazzolo, con trascorsi in C2 e in C2. Vale la pena ricordare che ha indossato maglie come quelle della Reggiana, Coldigiana, Milazzo, Portogruaro, L'Aquila, Vigor Lamezia, Ischia, Savona e Sicola Leonzio. Sempre quest'ultimo ha ottenuto diverse promozioni, contribuendo notevolmente alla scalata della compagine di Lentini dall'eccellenza sino in Lega Pro. D'Amico è cresciuto nelle giovanili del Catania, ha debuttato persino in Serie A giocando un paio di gare con la compagine Tinea. Entrambi sono stati alle dipendenze del tecnico di Gaetano, che li conosce abbastanza bene e ne apprezza la qualità. La società, ha detto quest'ultimo, si muove bene e il nostro DS Ernesto Russello sta chiudendo delle trattative con caparbietà e professionalità. La rosa si sta arricchendo di elementi di buona qualità e presto se ne aggiungeranno altri per renderla competitiva al massimo. Quando prima inizieremo a lavorare per presentarci ai nastri di partenza pronti per una stagione da protagonisti. Della stessa lunghezza d'onda è il DS biancazzurro Ernesto Russello, soddisfatto per la chiusura di alcune trattative di spessore tecnico elevato. Stamattina, aggiunge proprio quest'ultimo, conto di incontrarmi con l'attaccante Peppe Gambino, rientrato dalle vacanze, e cercare di ottenere la firma di conferma per la prossima stagione, ma penso che non ci debbano essere dei problemi. Quando avremo la certezza del nuovo decreto ministeriale anti-Covid che ci indicherà le date di inizio della stagione, stabiliremo con certezza l'inizio ufficiale. Nel frattempo continueremo a intavolare ulteriori trattative per rendere l'organico competitivo al massimo. Qualche chiarimento arriverà il prossimo 5 agosto e se non dovessero esserci ulteriori esaltamenti di stagione, la fine d'agosto, esattamente domenica 30, scatterebbe la Coppa Italia di Eccellenza, mentre il 13 partirebbe la regular season.